Benvenuti, con Borghi d'Italia siamo tornati in Piemonte, a Peveragno in provincia di Cuneo. Il paese si trova a 570 metri sul livello del mare e conta 5.600 abitanti. È dominato dalla Bisalta che si erge a 2.231 metri nel cuore delle Alpi Marittime. Nel corso della puntata incontreremo i protagonisti del territorio. A voi Peveragno. Peveragno è un bellissimo paese, è molto comodo sia per andare al mare o in montagna perché ci sono varie possibilità, è un paese che offre molte attività culturali per qualsiasi hobby uno ha, dal teatro alla musica come la banda che raccoglie giovani per insegnare uno strumento e questo vuol dire anche affiattare un gruppo eccetera. Peveragno è famoso anche per le famose fragole che vengono coltivate, ogni anno si fa la fragolata, la classica festa dove verrà eletta Miss Fragola. È un bellissimo centro storico, venite a Peveragno perché potete scoprire tutto quello che vi può offrire questo magnifico paese. Peveragno è un paese che vive ai piedi della Bisalta, una montagna bellissima che abbiamo qua sul nostro territorio, e devo dire che comunque una parte è montana e abbiamo una parte pianeggiante. Ricordiamo che i nostri antenati hanno subito la guerra del 15-18 e successivamente la guerra del 40-45 e devo dire che in quel periodo molti nostri concittadini, purtroppo vivendo qui in momenti di miseria e di povertà, sono dovuti emigrare verso le altre nazioni, in modo particolare verso la Francia, nazione che confina con la provincia di Cuneo. Da questa nazione devo dire che negli anni 50 alcuni sono ritornati e hanno portato comunque una produzione che sono state le fragole che veramente hanno creato benessere e dignità a Peveragno. Oltre che il concentrico ci sono ben 5 frazioni, 3 delle quali in zona montana e 2 nella zona di pianura. E dobbiamo dare merito a quella che è stata anche l'iniziativa privata. Ci sono dei campeggi dove ci sono agriturismi, c'è stato un incremento turistico soprattutto da stranieri che vengono nei nostri paesi perché trovano la tranquillità e trovano tutti i servizi come ci sono nelle grandi città. Migliaia di persone nei mesi invernali salgono sulla nostra amata Bisalta per poter poi scendere e potersi divertire. Qui dietro di me c'è il nostro gonfalone che, come potete vedere, c'è lo stemma della pianta del pepe, dal latino piper, una parola che vuole collegare quello che potrà essere poi dopo il nome di Peveragno che attualmente porta questo paese. Come vedete anche lateralmente ci sono quei 2 cigli sullo sfondo dorato e vuole riconoscere l'origine del comune nel momento del dominio angioino nel nostro paese. Questa medaglia d'argento per noi è una cosa molto importante e significativa e penso di poter dire che vuole ricordare quella che è stata la peggior pagina della storia del nostro paese. Il 10 gennaio del 1944 la follia e la barbarie nazista hanno ucciso 30 nostri concittadini. Tra le tante chiese presenti a Peveragno, in provincia di Cuneo, spicca la parrocchiale dedicata a Santa Maria. Andiamo a conoscere il parroco.
troviamo nella chiesa di Santa Maria in Peveragno, è la chiesa più grande del paese. Qui in paese c'è un'altra parrocchia nel concentrico dedicata a San Giovanni Battista e dopo ci sono ancora alcune parrocchiette nelle frazioni. Questa chiesa nella struttura attuale risale al 1725, però ecco, c'è una costruzione che risale certamente prima del 1000. Si pensa edificata su un tempietto pagano. Con la ristrutturazione del 1725 è stata innalzata di parecchio, costruita appunto il presbiterio e costruito anche il coro. È dedicata a Maria. Qui in questo paese è sempre stata forte la devozione alla Madonna. La festa patronale si celebra la seconda domenica di settembre. Questa chiesa è ricca anche di tele, certamente la tela dedicata a Maria dell'Annunziata, sulla nostra destra la tela della Natività, sulla sinistra la tela dell'Ultima Cena. Sono tutte tele di metà 1800. Abbiamo recuperato in una confraternita anche una tela bellissima del 1638, dedicata anche questa a Maria, con due della confraternita, detta confraternita dei Battuti Bianchi. In questa parrocchia noi abbiamo la croce della Certosa, risalente al 1600, era una croce che si trovava in mezzo al cimitero della Certosa. Abbiamo la vasca del battistero, la balaustra e ancora una vasca nella sacrestia, sempre della Certosa di Pesio. Abbiamo un organo veramente monumentale, viene usata tutte le domeniche, c'è anche in parrocchia una bella cantoria di adulti, c'è anche una cantoria di giovani. Abbiamo 45 catechiste e catechisti a livello di ragazze elementari e medie, mentre abbiamo una quindicina di animatori per i giovani. Estate svolgiamo per tutto il paese, quindi anche per le frazioni e le varie parrocchie, i campeggi in montagna e quest'anno abbiamo fatto ben 8 campeggi. I genuini ingredienti della fertile terra di Peveragno li ritroviamo nella sana cucina. A voi la gastronomia. Noi ci troviamo a Pradeboni, che sul territorio del comune di Peveragno è più alto verso le pendici della Bisalta. Io sono Eric Macario, chef della Trattoria della Posta. Qui vi abbiamo presentato una carrellata di piatti tipici della nostra tradizione e soprattutto che rispecchiano il nostro territorio come prodotti che vengono utilizzati. Abbiamo un civet di coniglio, che non è altro che una lavorazione molto antica del coniglio fatta con aceto e frattaglie del coniglio. Le nostre micche, il pane che viene prodotto dalle nostre parti. Abbiamo le pesche ripiene, chiamati persipien, che anche questo fa parte della tradizione. Abbiamo la lingua al verde. Il verde sarebbe il bagnetto verde, un bagnetto tipico che si trova su tutto l'arco alpino piemontese, ma è molto tipico dalle nostre parti. Gli zucchini in carpione. Poi abbiamo anche la polenta, che è anche questo un patrimonio di tutto l'arco alpino.
pan cucette è una ricetta molto vecchia che mi è stata rimandata da mia nonna e anche dalla mia bisnonna, che non era altro che il pane raffermo lavorato col brodo e con del sugo e della carne. Qui abbiamo l'ula, che è un altro piatto molto tipico della nostra zona, che è un minestrone fatto di fagioli, porri, patate, cotiche, e la sua caratteristica è che viene fatta cuocere nel forno a legna. Le cuyotte non sono altro che i gnocchi, come vengono chiamati nella nostra tradizione, vengono solitamente fatti alla panna. La cusatà è un piatto, anche questo, che fa parte della tradizione, che è la zucca fatta con latte, formaggio e riso. Abbiamo anche fatto un risotto ai funghi. E poi abbiamo la bagna cauda, che anche questo ci accompagna nelle giornate di festa ed è una salsa a base di aglio, acciuga e olio che viene accompagnata con le verdure. E adesso passiamo a presentare i prodotti che maggiormente ci rappresentano fuori dal nostro territorio, partendo dal miele, che viene prodotto qua sulle pendici della Bisalta, i piccoli frutti, che ci rappresentano tantissimo, i numerosi formaggi che vengono prodotti sul nostro territorio, questo qua che si chiama il testun, che è un formaggio che viene fatto maturare nel fieno, passando a questa che è la sola di Pradeboni, che è un formaggio a base di latte di capra. Non mi resta che presentarvi la mia famiglia, che non è altro che lo staff della Trattoria della Posta, e vi aspettiamo a Puragna a provare i nostri prodotti. Altra eccellenza di Peveragno, in provincia di Cuneo, è rappresentata dalla Casa Ambrosino con i suoi musei. Andiamo a scoprirli con l'assessore alla cultura. Ci troviamo in questo anfiteatro naturale in cui risiede il centro culturale Casa Ambrosino. Casa Ambrosino che prende il nome dalla ultima famiglia proprietaria di questo bene, di questa struttura, famiglia che ha donato i suoi beni e tutto il suo patrimonio alla comunità peveragnese. È amministrazione comunale che l'ha trasformata in un polo culturale dove confluiscono le varie associazioni, la biblioteca, e nella parte sottostante si trova l'archivio storico del paese. Diciamo che in un progetto volto a valorizzare quello che sono i personaggi di spicco del comune di Peveragno, che hanno dato lustro al nostro paese con le loro peculiarità, sono state dedicate un duplice museo, uno dedicato a Vittorio Bersezio e l'altro al maggiore Pietro Toselli, che è morto eroicamente nella guerra di Eritrea a Lambalagi. Il museo è piccolino, contiene degli oggetti preziosi, delle teche, dei cimeli del Maggiore, è costituito da 4 piccole pareti e quella principale che colpisce è la mappa che riflette il periodo colonialista dell'Ottocento. Sul lato sinistro vediamo il museo dedicato a Vittorio Bersezio, il capostipite della letteratura piemontese, che qui in Casa Ambrosino ha visto i suoi natali. L'allestimento è stato studiato seguendo 2 periodi, il periodo della vita del Bersezio e il periodo risorgimentale, ed è costituito da 2 sale, in cui la prima parte dai moti del 1821, seguendo poi Bersezio nel suo evolversi da giornalista a scrittore e fino all'Unità d'Italia. La seconda parte si vede più il periodo delle Miserrimus Utravet, quindi il periodo in cui era all'apice del suo percorso da commediografo. Sempre nella seconda sala c'è un angolo, una cineteca, dove possono essere visionati i testi e le opere del Vittorio Bersezio. In questo contesto ci sono anche delle immagini di uno spettacolo teatrale che la Compagnia del Beruna, che è nata nel 1990, ha messo in scena, Le Miserrimus Utravet.
Di tradizione antica è anche la banda musicale di Peveragno. Sentiamo il presidente. Da 20 anni sono presidente della banda musicale di Peveragno e ne sono orgoglioso. È una banda tra le associazioni peveragnesi la più longeva. Infatti è sorta nel 1924 come, diciamo, emanazione dell'oratorio parrocchiale. Allora in Peveragno e nei paesi limitrofi non c'erano attrattive per i giovani. L'unica possibilità di uscire dal paese era la bicicletta. E allora i sacerdoti, che erano abbastanza brillanti ed erano a conoscenza di queste difficoltà dei ragazzi e dei giovani, hanno detto: formiamo una banda, così li portiamo in giro a esibirsi, a fare i servizi, li chiamavano, nei paesi limitrofi. E questo avvenne diciamo per opera di due bravi sacerdoti, il parroco e l'aiutante Don Politano. Oggi vi stiamo facendo sentire Titti, che è una marcetta briosa, marcetta militare del compositore Ferraro e che si presta molto bene alle esibizioni delle Majorette. Le Majorette sono un gruppo creato nel 2007. La nostra banda è diciamo, l'orgoglio dei peveragnesi, perché quando si esibisce per le strade del paese, addirittura durante l'anno in Peveragno fanno 8-10 servizi nelle varie occasioni e manifestazioni, e quando i peveragnesi la vedono per le strade applaudono proprio col cuore, diciamo, non solo con le mani. Invitiamo chiunque voglia trascorrere qualche giornata, un periodo di vacanza in relax, nell'aria buona e respirare a pieni polmoni, venga a Peveragno. La Proloco ha anche predisposto percorsi lungo le strade, nei sentieri che non sono trafficati, quindi a piedi o in bicicletta, che sono proprio un sogno, quello che ognuno può desiderare dalla natura. Un'altra realtà importante a Peveragno per il sociale è la Cascina Ambrosino, centro diurno per disabili. Andiamo a scoprirlo. Ci troviamo all'interno della Cascina Ambrosino, che è un centro diurno per disabili amministrato dal Consorzio Socioassistenziale del Cuneese. Il nome Ambrosino deriva dal fatto che la Fondazione Ambrosino, sede a Peveragno, era proprietaria di questa cascina e è stata lasciata alla comunità montana e dal comune di Peveragno, dove ha sede, per essere destinata ad attività socioassistenziali. In questa cascina attualmente sono presenti una ventina di ragazzi, li chiamo ragazzi anche se qualcuno ormai sono 20 o addirittura 30 anni che la frequentano, che svolgono un'attività lavorativa sulla base delle loro capacità intellettive e manuali. Le attività principali che vengono svolte sono quelle della falegnameria, la ceramica, un laboratorio dove si ricicla la carta, poi dei corsi di cucito che vengono principalmente svolti dalle ragazze, perché qui è misto il centro, essendo un centro diurno. L'attività principale che veniva svolta all'inizio dell'attività era quella agricola. Infatti i terreni che circondano la cascina sono praticamente tutti coltivati. C'è in particolare l'orto,
Poi ci sono altri campi dove vengono coltivati mirtilli, poi ci sono piantagioni di mele, di pere. Quello che state ascoltando è musica tradizionale occitana. Siamo a Peveragno in Valle Pesio, che è una delle valli occitane della provincia di Cuneo. Si intendono quelle valli dove si parlava e si parla tuttora la lingua doc, quindi facciamo riferimento ai trovatori medievali. Gli strumenti che state vedendo sono la ghironda, che è diciamo un po' lo strumento principe di questa tradizione, il galubè e tamburin che arrivano dalla Provenza e sono questo flauto a 3 buchi che si suona insieme al tamburo, e la fisarmonica diatonica conosciuta da noi come semitun. La lingua doc è una lingua antichissima che rimane ancora nelle nostre parlate. Qui a Peveragno il dialetto peveragnese ha fortissime origini occitane, e quindi il nostro gruppo, che si chiama Gaisaber, si ispira alla tradizione trovadorica e la ripropone sia in chiave tradizionale che mescolata con nuovi suoni e con musica più moderna. Oggi ci troviamo qui all'interno del castrum del nostro comune. Il castrum era il fortilizio che nel tardo Medioevo, parliamo dell'epoca dei comuni, era stato realizzato proprio dagli allora abitanti dell'agglomerato, ed era un fortilizio che era recintato da mura, da torri di avvistamento e da porte d'ingresso. Oggi è possibile ancora vedere una delle porte principali, che era quella del Ricetto, che uno statuto del comune di Peveragno fa risalire all'incirca al 1300, dopo il 1300, quindi esattamente la datazione esatta è quella del 1362. Poi c'è ancora una vecchia torre campanaria che delle 3 esistenti, quella di San Giovanni, che serviva appunto da avvistamento rispetto a quelli che potevano essere gli attacchi da parte di popoli nemici. Il toponimo di Peveragno, da ricerche che sono state effettuate presso l'archivio dei Certosini di Chiusapesio, risale alla fine del 1300, esattamente il 15 di settembre del 1299. Altro punto di forza di Peveragno, in provincia di Cuneo, è l'agricoltura con la coltivazione delle fragole. Andiamo ad incontrare l'assessore all'agricoltura. Ci troviamo in una frazione più a valle del nostro territorio e precisamente in un'azienda in cui da anni, da tantissimi anni, perché prima ha iniziato il nonno, poi è passato il figlio e adesso arrivano gli eredi, i giovani coltivatori. Questo è il nostro oro rosso. Sono 60 anni che qui a Peveragno si produce fragole. Nel lontano 49 2 peveragnesi arrivarono a Peveragno portando alcune piantine di fragole, e questo è il frutto dell'ultima generazione, perché si è passato da mettere la piantina molto tranquilla una vicina all'altra sul terreno, adesso la piantina è molto rialzata. Oltre le fragole esistono caseifici, quindi produciamo formaggi con 3 DOP, quindi un formaggio che arriva dalle nostre montagne. Continua il nostro itinerario alla scoperta di Peveragno in provincia di Cuneo. Adesso andiamo ad incontrare Nella Bergoglio, cugina di Papa Francesco, che tanti anni fa si è trasferita da Porta Comaro a Pradeboni, un borgo del comune di Peveragno.
Io e la mia famiglia siamo nati a Portacomaro Stazione, su Bricco Marmorito, dove è nato anche gli zii di Papa Francesco e il nonno di Papa Francesco. Mi sono trasferita qua a Peveragno perché grazie all'amicizia che mio papà in guerra ha conosciuto Maccagno Giuseppe, e c'è sempre stato questo legame forte di fratellanza, e allora io fin da bambina venivo qua a passare le vacanze e di conseguenza loro venivano giù che acquistavano il vino che produceva mio papà dalla vigna che avevamo sul Bricco Marmorito. Proprio qua davanti a noi abbiamo una chiesetta, la Madonna della Neve, che tra l'altro il 23 giugno abbiamo battezzato la mia nipotina Greta, che dovrebbe essere la più piccola delle cugine di Papa Francesco. Molte famiglie sono andate in Argentina, adesso i nipoti stanno ritornando a cercare i parenti, gli zii, qualcuno soggiorna anche qua da noi. Tra tutti gli ospiti che abbiamo avuto nel 2001 abbiamo anche avuto il piacere di conoscere Padre Paul, che ci ha portato 2 righe per conoscerci a Padre Bergoglio. Di lì lui mi ha risposto cordialmente dicendomi che era contento del nostro avvicinamento, mandandomi anche le foto della Madonna che scioglie i nodi e un caro saluto, un abbraccio. Adesso noi continuiamo a pregare per lui, che riesca nella sua missione, che il suo pontificato sia sereno e aspettiamo di incontrarlo anche. Venez a Purani per visitare a questi posti di cultura e di tradizione lusitana e a la bisimauda che non susto tutti i giorni. Ciao a tutti, grazie! Viva il Piemonte, viva Peveragno, viva l'Italia e ciao!